Il cantiere non ha cemento né gru, è fatto da pubblica amministrazione, imprenditori e finanziaria regionale e servirà per accompagnare le aziende nella trasformazione necessaria per non essere inghiottite dalla crisi. La Regione Veneto ha scelto Padova come città in cui testare il suo progetto pilota insieme a Veneto Lavoro. L'obiettivo è prevenire prima di curare. Quando ormai un'azienda è morta e che quindi si può intervenire solo con gli ammortizzatori sociali, quindi con soldi che vanno a sostenere certamente le famiglie ma che non sono un investimento per il futuro, noi dovremmo cercare di lavorare prima. La strategia è mettere insieme le piccole aziende, lavorare sulla cultura manageriale, accompagnare le imprese nella trasformazione necessaria e poi poter contare su un'unità di crisi che segnali a monte le difficoltà attraverso i sindacati. Al di là della risposta spot, noi dobbiamo dare strumenti strutturati, cioè protocolli standard. Quando accade una cosa devono esserci delle azioni conseguenti, perché poi le risposte in termini finanziari ci sono. Le attingeremo dalla finanziaria regionale, le attingeremo dai fondi strutturali, parte la nuova programmazione europea. Regione e associazioni di categoria insieme. Intanto dagli industriali arriva il primo sì al governo. Abbiamo perso a Padova 1400 aziende, 2000 con l'indotto, 2000 con i costruttori, 6.000 con l'indotto. Oggi credo che da una parte il sistema paese deve cominciare a fare qualcosa, mi pare che i presupposti presentati dal Presidente del Consiglio trovano totalmente la nostra condivisione e consenso.